Si è svolto sabato presso la Biblioteca Lucchesiana di Agrigento la cerimonia della firma del patto di gemellaggio tra il Club Service del Lions di Agrigento Chiaramonte con quello di Barcellona Pozzo di Gotto e di Patti, presenti 3 presidenti: per Agrigento Giuseppe Freni, Beppe Iacono per quello di Barcellona e l'ex Miss Italia Paola Bresciano per quello di Patti, un evento che ha visto anche coinvolti i soci dei vari club e i vertici regionali del Lions. Il fine è quello di rinsaldare i vincoli di amicizia, di solidarietà, che sono ovviamente l'anima dei nostri club. Il gemellaggio è un fatto molto importante per ogni club, perché ci permette di conoscere culture diverse, ci permette di interfacciarci ovviamente con i soci ovviamente degli altri club e di creare quegli stimoli ovviamente di amicizia e solidarietà che sono tra le caratteristiche principali dei Lions. Io ho voluto fortemente questa manifestazione e lo dico rivendicando con un pizzico di orgoglio questo, perché abbiamo avuto veramente una risposta molto significativa, e non solo dai 2 presidenti dei club con cui oggi ci gemelliamo, ma anche il nostro governatore Vincenzo Leone, il vicegovernatore, insomma tutto il gota ovviamente dei Lions Club. Io mi auguro, spero che questo evento possa essere un evento di grande risonanza per far conoscere all'esterno quello che noi di fatto giornalmente facciamo in termini di solidarietà. Questo è uno dei processi che ci portano ovviamente a conoscere anche gli altri club, le attività che muovono gli altri club, come ovviamente si interfacciano con gli altri, quindi è uno scambio ovviamente di idee, uno scambio di culture, tradizioni. Noi siamo contenti che il club di Agrigento Chiaramonte ha voluto questo gemellaggio, e oggi è una giornata importante perché lo dobbiamo suggellare insieme anche al club di Barcellona, Patti e Agrigento. Il gemellaggio è importante perché il gemellaggio è lo scopo di divulgare in tutto il mondo tutto ciò che facciamo, ed è giusto che noi dei Lions dobbiamo portare al mondo questo bellissimo segnale, sperando che tutti quanti i club abbiano anche questa fortuna di poter suggellare questi gemellaggi. Che gemellaggi noi come club di Patti abbiamo anche Canicattì e anche Pompei. Il nostro club è molto piccolo, sono appena 10 anni, però è un club molto fortunato perché abbiamo tantissimi soci importanti, anche abbiamo il nostro secondo vice governatore, l'avvocato Mariella Sciammetta, che siamo orgogliosi che diventerà lei fra un anno il nostro governatore. Sono contenta che sono ad Agrigento, io sono venuta tante volte ad Agrigento, e questo posto è molto bello e affascinante, dove io sono stata l'organizzatrice di Miss Italia e ho portato la vita in diretta e ho fatto bellissime manifestazioni alla Valle dei Templi. Oggi siamo felici di essere qui ad Agrigento per celebrare questo gemellaggio con Agrigento Chiaramonte e l'altro club che è il club di Patti. Siamo felici in una location fantastica che è questa bellissima biblioteca e che dire, il ritorno sarà in un posto molto bello della provincia di Barcellona e della provincia di Messina, e sarà a Montalbano e Licona, al castello di Montalbano e Licona. Quindi uno scambio interculturale sostanzialmente. I fini sono quelli di rafforzare l'amicizia e un rafforzamento dei rapporti di vincoli di interscambio culturale con un bellissimo club che è quello di Agrigento.